Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle in questo mercoledì 22 dicembre, ancora tempo di novità, aspettando Natale 2021 e noi lo aspettiamo insieme alle stelle di Radio.0. Allora pronti per le sorprese del giorno? Iniziamo subito dall'Ariete. L'arrivo della Luna in Leone è un vero balsamo risanatore per voi. Adesso non lasciatevi sfuggire l'occasione per mettervi in buona luce. Date poi un po' meno spazio agli impegni professionali e concedetelo invece al partner. Tra poco infatti è Natale, ricordatelo. Toro, sarete indaffarati e impelagati in alcune controversie e discussioni che avreste potuto dribblare benissimo, colpa questa però della quadratura Luna-Urano. Non potete tollerare che qualcuno vi dica come fare il vostro lavoro, ma forse era solo un consiglio. Gemelli, con il sestile lunare saprete come tenere a freno le iniziative poco convincenti di un collega che alla fine vi ringrazierà apertamente. Prima raccogliete le informazioni e poi stilate un resoconto metodico, eviterete così di prendere abbagli. Cancro, fate fronte a un lieve calo energetico oggi con un'alimentazione sana e ricca di vitamine, magari eliminate alcune abitudini invece poco salutari. Concedetevi poi tutto il riposo che vi occorre, dato che ne avete davvero bisogno per essere nella giornata poi mentalmente lucidi. Leone, siete fortunati in quanto avete la giusta carica grazie al trigono Luna-Marte in questo mercoledì per sopperire alla mancanza di tempo e all'instabilità di Urano. Non vi offendete d'altra parte se qualcuno ha toccato un tasto particolarmente dolente, alla fine siete umani anche voi. Vergine, se una storia d'amore traballa non è mai a senso unico la responsabilità, ricordatelo, ma di entrambi, perciò voi cominciate con l'assumervi la vostra. Mettete sul piatto della bilancia sia gli aspetti positivi che quelli negativi, prima di giudicare. Bilancia, con la luna nell'amico Leone avrete molta più voglia di prendere l'iniziativa, anche magari laddove non siete sicuri al 100%. Per cogliere le opportunità lavorative non state a pensarci due volte, potrete poi sempre tirarvi indietro. Scorpione, la prima impressione potrebbe anche essere sbagliata per via della luna nel precipitoso Leone, lo conosciamo. Date tempo al tempo piuttosto e avrete modo di conoscere l'altra persona. Con i nervi a fior di pelle non è facile ragionare. Fate decidere il vostro partner per non litigare poi alla fine. Sagittario, con il trigono Luna-Marte riuscite a far crescere un progetto che necessita proprio della vostra creatività. Siete in grado di guardare al di là delle apparenze voi. Non chiedete agli altri ciò che voi stessi non siete certi di poter dare. Accontentarvi infatti non è facile. Capricorno, avere sempre il controllo della situazione non è umanamente possibile, tenetelo bene a mente. Non ce la farete proprio a delegare però se prima non proverete perlomeno a fidarvi. Superate alcuni timori infondati in questa giornata, portate acqua al vostro mulino senza sentirvi in colpa però. Acquario, abbandonate l'introversione portata dall'opposizione lunare a Saturno oggi, soprattutto se in più circostanze c'è bisogno del vostro prezioso apporto personale. Un pizzico di gelosia può anche riaccendere la passione sopita, ma dovrete gestirla in maniera saggia questa volta. E chiudiamo infine con i pesci. Anche se non avete fatto centro alla perfezione non è affatto un problema per voi. Avrete modo di migliorare, di puntare un po' più in alto la prossima volta. Dividete oneri e onori con le persone che vi hanno sempre dato una mano, riconoscendone i meriti, mi raccomando. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle. L'appuntamento ritorna domani con tutte le ultime novità dal nostro oroscopo. Intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0